quando io sgranellavo nel mio granaio, nel granaio di mio padre, che noi chiamiamo il suer, la macchina ti stancava solo a farla girare vuota. Queste qua adesso, quando hai fatto 2 giri vuota, gira 5 minuti senza fermarsi. E così i lavori di una volta diventano una gara. Frazioni e borgate di Trevignano, come ogni anno, si sfidano al palio del batter panoce, l'antica tradizione con cui si preparava il grano per fare la polenta. La famiglia patriarcale alle spalle, con il paron de casa, la massera e i bocci a vigilare il lavoro dei braccianti. E la squadra intanto all'opera per riempire il maggior numero di sacchi con la granella. Corridori riempiono dal granaio ceste con le pannocchie. Mani forti menano il magero della macchina sgranellatrice per separare i torsoli dalla granella, mentre le ragazze a terra raccolgono il grano e riempiono la quarta. I mestieri di un tempo raccontati come ogni anno durante il weekend. La prima sfida del Super Palio è quella fra la frazione e la borgata vincitrici del Palio dello scorso anno. In Palio c'è il Super Palio e per rispettare appieno le tradizioni, a Trevignano, domenica mattina alle 8, si mangia la trippa. La trippa da noi è sinonimo di forza, perciò aspettiamo chiunque a venire a mangiare la nostra trippa e darci coraggio.